Il segretario della provincia di Venezia della Lega Nord, almeno per quanto concerne il Veneto orientale, Emanuele Prataviera, dice no alla città metropolitana. La Lega insomma non vuole non vuole a che fare evidentemente con il Doge Orsoni e promette addirittura battaglia, addirittura si parte con un dibattito feroce. Queste sono le parole dello stesso Prataviera. Emanuele Prataviera, assessore provinciale alla viabilità, però è segretario provinciale della Lega. Questa sera parliamo di città metropolitana. Qui in questi giorni tutti hanno detto la sua, sia quelli che fanno parte del partito della Lega e sia quelli che fanno parte di altri partiti. Lei però è segretario provinciale, per cui racchiude un po' la sintesi di un po' del suo partito. Ci può spiegare un attimo qual è la posizione della Lega in questo momento? Beh, intanto una frecciatina a chi non rappresenta la Lega Nord, ma rappresenta quei partiti che a Roma hanno votato questo, hanno contribuito e stanno contribuendo a votare questo. A questi signori devo dire: siate coerenti, abbandonate i partiti che state sostenendo e abbracciate l'idea che stiamo portando avanti noi adesso come Lega Nord, con il motto Prima il Nord, che è quella di difendere gli interessi del territorio. Ciò che sta accadendo è agli occhi dei cittadini anche abbastanza lontano, distante, difficile da comprendere, perché stiamo parlando di cose che non si toccano, non si mangiano, non stiamo ragionando di busta paga a fine mese, non stiamo ragionando di tasse, stiamo ragionando del nuovo assetto istituzionale da dare al territorio. Quindi la gente è un po' refrattaria da dover ragionare su questo. Sarò molto breve. Città metropolitana no. Perché? Perché l'idea che questo territorio in particolare del portoghese, che da sempre si sente distante, nonostante con un'elezione di un presidente che è da Sandona di Piave, quindi vicino a questo territorio, e il seno alla giunta siamo 2 assessori, o meglio 3 assessori dal portoghese su 12, quindi un numero cospicuo, dovrebbe garantire un'adeguata rappresentatività. Eppure questo territorio si sente comunque storicamente abbandonato, emarginato e così via. Figuriamoci se un domani dovesse esserci un sindaco come Orsoni che comanda anche qui. È chiaro che se deve decidere se fare una rotatoria a Zelarino, Mestre, Favro, piuttosto che a Concordia, piuttosto che a Sastino, Portogruaro, Teglio Veneto, la risposta viene da sé. È questo il problema. E poi anche e soprattutto il presupposto su cui questa città metropolitana viene costruita su proposta da parte del governo Monti. Una proposta che non sta né in cielo né in terra, proprio perché non mira a risolvere i problemi, ma mira a creare dei grossi buchi. E quindi è chiaro che il dibattito sarà feroce. Purtroppo i tempi che hanno imposto sono molto brevi e fatalità anche in questo caso durante le vacanze estive, quindi lontano dagli occhi dell'opinione pubblica e lontano anche dall'attività fervente delle istituzioni, perché si sa che in questo periodo anche una parte dello staff, non politico ma dello staff amministrativo è in ferie, e quindi coloro che ti devono dare il supporto per prendere decisioni in questo momento sono vacanti.